chi non ha ancora apprezzato il suo violino virtuoso che dopo tanti anni ha portato in Italia, a Padova, il premio Paganini, lo potrà ascoltare giovedì 7 maggio all'Auditorium Pollini di Padova. Giuseppe Gibboni, talento emergente che a settembre scorso si era aggiudicato il premio Scimone 2021, aprirà con i solisti veneti il 52esimo Veneto Festival, che si inaugura all'Auditorium del Pollini con il celebre primo concerto per violino e orchestra di Paganini ed alcune tra le più celebri sinfonie tratte da opere di Rossini. Il Veneto che parla al mondo nelle sue arti non solo con la musica ma anche con la pittura, l'architettura, è il tratto che caratterizza questo festival, ideato dal compianto maestro Claudio Scimone per raccontare la bellezza delle ville, dei palazzi, delle città del Veneto e la sua musica. 19 appuntamenti da maggio ad ottobre che si svolgeranno anche in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Abruzzo, Campania e in Slovenia, con i solisti veneti che si esibiranno come sempre assieme ad artisti di fama internazionale. Già il 10 al Teatro Olimpico con Beppi De Marzi e Cesare Galla per approfondire il ruolo straordinario del fondatore di questa compagine orchestrale che ancora oggi riserva grandi emozioni. Tra i solisti, la chitarrista Filomena Moretti il 15 giugno e il flautista Massimo Mercelli che tornano a suonare con i solisti all'Onigo e Treviso. Mentre il 24 settembre al Teatro Verdi di Pordenone i solisti veneti avranno invece come ospite il flautista, compositore e sperimentatore Roberto Fabriciani. Prima assoluta, con la direzione di Giuliano Carella come sempre, il contrabbasso di Patrick Sushkin, il famoso scrittore per il suo romanzo Il profumo. Il 14 luglio a Padova in Piazza Eremitani Paolo Handel interpreterà il testo in dialogo con l'orchestra su musiche di Mozart, Bottesini, Garcia e Saint-Saëns. Il 21 luglio al Guardia Grele Opera Abruzzo Festival a Chieti, il 23 luglio a Villa Maserra, Treviso, il 26 luglio a Villa dei Vescovi di Luvigliano di Torreglia, sui Colli Euganei, va in scena la lirica con il Nascimento dell'Aurora, festa pastorale per 5 voci ed archi di Tommaso Albinoni, con la mise en place del regista Aldo Tarabella. La partitura sarà quella della revisione congiunta di Claudio Scimone e Giuliano Carella, che sfociò nella storica e pluripremiata registrazione della casa editrice Erato, ripubblicata nel 2021 dalla Warner Classic. Chiusura con 2 importanti appuntamenti, i solisti veneti per il FAI e il concerto per la riapertura del Teatro Sociale di Rovigo con la partecipazione del trombettista di fama mondiale Marco Pierobon.